Si terrà giorno 17 maggio alle ore 18:30 presso lo spazio Tiemenos alla chiesa San Pietro di Agrigento un interessante convegno dal tema famiglia, cultura o natura. L'iniziativa verrà introdotta dal professore Sergio Coniglio. Ecco, vediamo come si svolgerà la giornata e perché questa iniziativa. Ritengo che dopo 40 anni, 1978-2018, non potevano passare in maniera così, in maniera lieve o leggera. E l'abbiamo ricordato che il 2018 segna in maniera direi forte un passo, i 40 anni dell'approvazione della famigerata legge che doveva tutelare la maternità, ma che si è tradotto in un infanticidio, perché come ben sapete è statistica, ormai sugli annali della nostra sanità ministeriale, abbiamo oltre 6 milioni e mezzo di bambini barbaramente trucidati negli ospedali che dovrebbero dare la vita. Detto questo, allora era chiaro che non potevano passare questi 40 anni così in maniera indolora, anzi addirittura c'era la Bonino che diceva bisogna fare un tagliando, cioè come se ci fosse una beatitudine, visto che la legge che doveva tutelare la maternità ha fatto 6 milioni e mezzo di bambini che oggi demograficamente mancano, perché c'è il deserto demografico. E allora ecco i punti fondamentali di cui noi vogliamo dare eco: vita e famiglia. E lì c'è un pensiero unico, culturale, un pensiero unico che vuole trasformare ciò che è naturale in chiave culturale progressista, ma in senso di snaturarla, la famiglia e la vita, tanto che si parla di teoria gender. Io faccio il dirigente scolastico da 12 anni e di qualcosa ne dovrei sapere, e l'operazione è abbastanza un'alchimia di natura intellettualistica, cioè vogliono cambiare quello che Erich Vogelen, un grande filosofo, diciamo, di questo secolo che è passato, diceva il mito del mondo nuovo. Visto che il mondo così non va bene, il mondo creato da Dio, allora noi lo rimpostiamo sulla base ideologica. Ci sarà il professore Gianfranco Amato che relazionerà in tema. Sì, ritengo che sia un'opportunità molto forte e ghiotta per Agrigento, perché Gianfranco Amato non possiamo averlo ogni istante. Chiaro, è in una tournée, perché sta facendo una tournée perché ci sono delle amministrative. Ricordo che oltre che essere il presidente dei giuristi per la vita, che si occupa della vita, cioè il diritto, diciamo, per la vita, lui è anche fondatore e segretario generale del Popolo della Famiglia. E allora però non viene qui in veste chiaramente del politico, viene qui in veste di presidente dei giuristi per la vita, perché appunto abbiamo messo al centro di questo convegno due punti caposaldi che direbbe San Giovanni Paolo II, di pochi giorni abbiamo fatto il 25esimo: vita e famiglia devono diventare la fonte per la nuova rievangelizzazione, per ricostruire questa Italia che si sta distruggendo.